Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto dell'Ave Maria. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. La pratica del Rosario, diffusa dai Domenicani nel XV secolo, favorì il sorgere di molte confraternite laicali. Fu per questo che venne istituita nel XVI secolo la memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario, collegata in modo particolare alla vittoria cristiana contro l'avanzata ottomana, quella di Lepanto. Maria è colei che ci porta al Figlio, e il Figlio è colui che ci porta al Padre, come vedremo in modo particolare nella pagina del Vangelo di oggi. E prima di accostarci a celebrare l'Eucarestia, ci riconosciamo bisognosi della misericordia e del perdono del Signore. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Signore. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci, comprendi le nostre debolezze, abbi pietà di noi. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giona, del profeta Giona. Giona provò grande dispiacere e fu sdegnato. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire da Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose:
Ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali? Parola di Dio. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno, rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdona i nostri peccati e anche noi infatti perdoniamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. È parola del Signore. Ci immaginiamo, sicuramente non erano nel Tempio, tantomeno erano in sinagoga a pregare Gesù e i suoi discepoli. Erano in un luogo, in qualsiasi luogo,
Probabilmente erano in un bosco, in un prato, perché passavano il più delle volte la notte così. Ed era stato un momento di preghiera, di raccoglimento, probabilmente di grande silenzio, un momento in cui si trovavano insieme ed erano contenti di essere assieme, si trovavano bene. Ed ecco che a un certo punto chiedono insegnaci a pregare. Sapevano pregare, sapete, perché il buon ebreo pregava. Non so, probabilmente abbiamo visto tutti qualche scena alla televisione degli ebrei oggi che pregano, che fanno delle scene, pregano, preghiere lunghe, invocazioni, pregano quel Dio che hanno nel loro cuore. E anche i discepoli pregavano con i salmi, che tante volte non sono capibili, dove ci presenta un Dio che fa una strage, che ordina una strage, che è felice e contento della morte del peccatore, un Dio giudice, un Dio che esce con i suoi eserciti. E allora probabilmente erano stanchi di una preghiera del genere, non dava niente. E allora chiedono a Gesù: insegnaci a pregare una preghiera vera, una preghiera giusta, una preghiera che entri nel profondo del nostro essere, della nostra quotidianità. E Gesù inizia con una parola: Padre. Credo che in quel momento i suoi discepoli si sono accorti che le cose stavano cambiando. Non si è rivolto a un Dio grande, a un Dio onnipotente, ma si è rivolto a un Padre, quel Padre che aveva la capacità di creare quel momento di gioia, di serenità, quel momento in cui uno e l'altro si trovavano bene assieme. Padre. Mi viene un padre è colui che ti dà gioia, che ti dà serenità, un padre che ti dà la certezza che lui c'è, è presente, che fa parte della tua storia, fa parte della tua vita. Mi viene sempre in mente quella raffigurazione di Papa Francesco quando dice che Dio è quel padre tenero, che è come un mantello che ti avvolge, sei al sicuro, sei al caldo, sei protetto. Questo è il Padre che Gesù ha rivelato, un Padre differente. Tutto il resto, tutte le altre parole, credo siano una conseguenza di questa. Quella sia santificato il tuo nome vuol dire che la tua vita, la tua storia, o Dio, sia la nostra vita, sia la nostra storia. Dona ad ognuno di noi, non a me solo, ma a tutti noi, un pezzo di pane, tutto quello che mi serve perché la vita possa essere una vita di figlio con un padre buono. Tante volte questo non succede. Ma non è che che succede perché quel padre non è buono, ma è perché noi fratelli non siamo buoni. Non condividiamo il nostro pane, non condividiamo il nostro perdono, non condividiamo tutto quello che abbiamo, le nostre risorse. E allora un fratello sta bene e deve fare la dieta, e un fratello invece è nella fame.
Perdonaci, o Signore, le nostre colpe. Perdonaci, o Signore, le nostre fragilità. Perdonaci, Signore, i nostri limiti. Ma possiamo chiedere perdono se abbiamo il coraggio, la forza di dare perdono. Allora ci sentiremo perdonati, ma anche perdonanti. Ecco, oggi Gesù, donandoci questa preghiera breve, concisa, ci dice di non sprecare tanto tempo. Ecco, credo che abbiamo la possibilità, la tentazione di ritornare a prima di Gesù. Avere paura di Dio, avere paura di questo Dio che ci giudica, che ci castiga, che ci condanna. E allora cominciamo giù preghiere, perché questo Dio che tante volte lo trasformiamo in un idolo, si trasformi in un idolo certamente, ma benevolo, un po' benevolo nei nostri confronti. Forse tante volte ci dimentichiamo che 2000 anni fa è venuto Gesù a cambiare le cose. Chiediamo a Maria che ha fatto fatica anche lei a credere a suo figlio. Chiediamo che ci aiuti a poter capire, immergerci nella vita, nell'esperienza, nella storia di Gesù, così per arrivare a capire chi è questo Dio che invochiamo come Padre. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino. Sono frutti della terra del nostro lavoro, li presentiamo a te, perché diventino per noi segno di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse e di vivere regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo.
Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio e il popolo che tu hai redento. Ricordati, o Signore, dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, Liviana e Marino. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Anche di noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e non abbandonarci, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Come Maria, al numero 52. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gioia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona giornata. Ave Maria. Maria, l'annuncio celeste ascolto,
La tua azienda è pronta a innovare? Allora non perdere l'appuntamento con Impact, la prima fiera in Italia dedicata ai servizi e alle innovazioni per le imprese. Ti aspettano 100 espositori selezionati, pronti a supportare la tua azienda nelle sfide quotidiane, grazie a un'ampia gamma di servizi all'avanguardia. Registrati ora e ricevi il tuo biglietto d'ingresso gratuito alla fiera. Ti aspettiamo il 16 e 17 ottobre a Padova. Scopri di più. Che ispira da secoli arte. Celebra il santo amato in ogni vivi l'atmosfera, la bellezza di spazi che raccontano il tempo. Segui il fluire dei secoli che attraversano storia, scienza e cultura. Scopri una città dove ogni incontro diventa un'esperienza. Padova, dove la vita è arte. Antica Fiera di Arsego. Da 278 anni il tradizionale appuntamento con il gusto e il divertimento dal 17 al 21 ottobre 2025. 37esima Expo Mostra Artigianale e Commerciale con area interna ed esterna. Storico mercato lungo le vie del centro con più di 300 bancarelle e Luna Park. Stand gastronomici con piatti della tradizione culinaria veneta. Antica Fiera Franca del Bestiame come da tradizione il lunedì mattina. Novità 2025. Arriva mare in fiera. Deliziose pietanze a base di pesce ti aspettano presso gli stand gastronomici. Bacari in fiera, il villaggio con le migliori proposte enogastronomiche del territorio e musica live. Mostre culturali, esposizioni, spettacoli artistici e intrattenimento per tutte le età. Antica Fiera di Arsego dal 17 al 21 ottobre. Evento organizzato dal Comune di San Giorgio delle Pertiche. Main sponsor Rizzato Calzature. Prezzi al